mangiare mager, o ves in die de mager, o truas in die de mager, o se no anche a fa un die de mager. Il magro, nel senso di non mangiare carne, è una scelta, diciamo, è un modo di comportarsi legato direttamente a delle prescrizioni religiose, quelle inerenti alla Quaresima, oppure come un tempo c'era anche nelle vigilie delle feste. Il magro è chiaro che rispetto al grasso sembra un qualcosa di meno, di più povero, di ridotto. Certamente mangiare mager vuol dire rinunciare a quei cos che peseria più sé. In realtà uno, se non mangia la carne, può mangiare tante di quelle cose buone o anche bere cose buone che magari non gli fanno rimpiangere neanche la carne. Ma infatti sappiamo benissimo che il precetto del magro è un modo per riconoscere il momento della penitenza, della Quaresima, e dopodiché appunto uno potrebbe mangiare delle squisitissime pietanze, prelibatezze, piatti eccetera, anche senza carne. Però ecco, mangiare magro fa il mager, a volte può essere un modo di dire per indicare appunto un rinunciare, un limitarsi, anche un trascorrere un momento magari non molto buono, ecco. Però se stiamo appunto al significato originario e comunque quello che vale in sé, appunto riguarda semplicemente il fatto di una scelta di non mangiare la carne. È chiaro appunto che chi lo fa per un motivo religioso, vuole aderire al precetto della Chiesa di appunto osservare questa rinuncia nel tempo di Quaresima. In realtà una volta era tutto il tempo di Quaresima, adesso è richiesto nei venerdì di Quaresima e più il mercoledì delle ceneri, che però in gemodì che noi Ambrusiani il fem no, perché comincia anche la Quaresma con la prima domenica, chi che ha voluto e si fa mettere anche la scendera in Sukkot, cioè le ceneri, quelle che si faceva il mercoledì, chi ha voluto l'ha fatto oggi, e poi appunto se uno aderisce a questa proposta venerdì prossimo, i prossimi venerdì appunto mangerà di magro. Il primo venerdì ci sarà anche il cosiddetto digiuno, cioè il fatto di consumare un solo pasto completo e quindi limitarsi ulteriormente nel cibarsi e nel bere. Ecco che questo è un po' è un modo appunto per i credenti, per chi lo vuole, prepararsi alla Pasqua con degli atti di penitenza, di rinuncia. Dopodiché appunto viene il può mangiare magra che a tutti i dì, ci sono i vegetariani che lo fanno normalmente o semplicemente perché vuole cambiare menù. Come tutte le nostre scelte dipende dal significato che gli diamo, e quindi che vuoi mangiare magro o no, vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!